Sono trascorsi quasi 10 anni da quel terribile giorno. Samuele allora aveva 6 anni e stava giocando in cortile con altri bambini. Ad un tratto il terribile incidente, una manovra con il muletto ed il piccolo viene investito. Da quel giorno la vita dei genitori è cambiata. La corsa in ospedale, 1000 battaglie. Oggi mamma e papà, assieme a Samuele e al fratello, hanno voluto raccontare la loro storia fatta di fede ma anche di speranza. Si può dichiarare benissimo che non sia andata bene, dir bene è troppo poco, è andata di lusso, di più, non ci sono parole per descrivere i risvolti. Questo è il fattore principale. Si può dire certamente dalla morte a una seconda vita, una nuova vita. Una forza immensa ha portato mamma e papà a rimanere attaccati a quella speranza di poter vedere presto il sorriso di Samuele. La mia forza maggiore era credere nel massimo che potevano dare i medici al Cafoncello, in generale tutti i medici messi insieme hanno anche dichiarato che dovevano dare di più delle loro possibilità e comunque anche loro hanno dichiarato che ha fatto più di tutti è stata la forza di Samuele, dichiarato dai nostri medici. A guardare Samuele ogni giorno nello stato in cui era, che era veramente uno stato disperato, e guardare lui ti facevi forza e ogni giorno speravi che insomma ci fosse anche un piccolo lieve miglioramento e c'è stato e questo ti aggrappavi a questo insomma. Per mesi e mesi la vita del piccolo è rimasta appesa ad un filo, poi quelli che molti hanno definito un miracolo. Samuele oggi è tornato alla quotidianità e, come ha detto il papà, alla sua seconda vita. La cosa più importante è che sia qui e come è qui Samuele.